salita e basta. No, però magari era un po' brutto. Come stavo a giocare l'altra volta. Perfetti, siamo usciti giusto giusto. Oh, ora, guarda che ti viene una barca, guarda che ti viene una barca che arriva. Va pian Pairi, va pian Pairi. Adesso ti gata. Quando ti devi su e girai, sempre perché che esiste. Dobbiamo anche suonare.
qua, come imprese di pompe funebri, non avrà mai crisi. Quello no. Non avremmo avuto mai un giorno di riposo. Perché magni di gondolieri da o in righe blu o in righe rosse? L'ho sentito una settimana fa, però non so neanche se l'ho sentito io. Non ho visto scritto da nessuna parte. Invece una settimana fa l'avevo sentito, ma devo dire la verità, non è stato formato da gente Alberto Suri. No, io userei il caffè. Anche la maglia riga non ti usavi prima di canzoni di teatro, non c'era nessuno. Non era nessuno. No, perché ti arrivava marinera bianca o marinera nera. E dopo il finish è stato il boom dei magliette a righe. Ah, quindi sei successivo. Io ero convinto che fosse in fashion dei casai, diciamo, dei... No. O anche, ti sa che i vari punti di punto da distinguere come nei partite a ballo quando si giocava. No, perché una volta appena io fai gondoliere, col calendario della Marina ha fatto tutto, ti ha divisa, ti ha cambiato col calendario perché anche i marinai cambiano divisa, la divisa invernale, divisa estiva. I gondolieri avevano gli stessi periodi di cambio di divisa dei marinai. Che pazzo, E dunque adesso è un mix di queste robe che sei qua, però sappiamo così. e a riga, perché io ogni tanto mi domando qualche giù, ma sì, Non dico le foto di mio papà di 50 anni fa, no, aveva maglietta a righe e io mi era sempre detto che da quando aveva fatto un certo solo di punti, il lodo, sì. la maglia a righe. Mi ricordo solo che volta legati insieme una volta con essa. Sì, francescana. Quattro remi. Non so perché io ho fatte tante cauline, può essere gol 2 a 4. Gol 2 a 4, sì. Non par di ricordare. Sì. So che su una regata ero primo remo con una bella idea, perché eravamo a primo o secondo, o col primo, non mi ricordo, e devo aumentare le battute, robe che perdemmo anche, perché tutti quanti non abbiamo andato altro. No, però che bei anni, non si più venuti adesso, ma ha perso tutto e ha perso. Anche come iscritti erano così quasi più nessuno. Tutto è da perso, perché era una regata a settimana, anzi ti toccava anche a Peppe a sé, il E a fagioada di a Carla. tutto è da perso. Ciao Ezio. Le foto,
Belgo francese. Oui, le photos, il est un méthode. On n'est pas fatigué. On s'accroche. Hein? J'ai fait les mêmes choses quand j'ai fait la Bogalonga Ah, bah voilà. avec la canoa, avec la kayak. Super. Les mêmes sur les gros bateaux. Ciao. Alors. Hold! Hold! Piazza San Marco, dove si prendono i pettorali della Bogalonga. Vai in fondo, giri a destra. Poi si può girare a destra. E vai sempre dritto fino in Canal Grande e dopo segui il Canal Grande fino a San Marco. Niente,